Buongiorno a tutti dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 12 dicembre, prima corsa riservata a puledri di 2 anni, Maiden, Darko Gwal, Disney Meletro, Dubai Tor, Dubai Step, The Pesh Club, in prima fila Daisy Vic, Dom Perignon, Denise Dorial Mail, Dick Digby e Darvish Weisel in seconda, macchina che accelera. Partiti con la rottura di Dubai Step, mentre si avvantaggia subito Dubai Tor che va a condurre nei confronti di Darko Gwal. Numero 7 Daisy Vic, squalificato. All'esterno invece rimane The Pesh Club. Se ne vanno i primi 200 metri di gara in vantaggio Dubai Tor, Roberto Vecchione, che ora viene affiancato da The Pesh Club. Alla corda rimane Darko Gwal, poi è partito bene Darvish Weisel che è in seconda pariglia esterna, 400 iniziali che se ne sono andati ora in 32. Numero 10 Dick Dick B, squalificato. C'è intanto in terza pariglia esterna anche Denise Dorial Mail, 46,9 sul cronometro ufficiale, con in vantaggio sempre l'allievo di Roberto Vecchione Dubai Tor. All'esterno c'è The Pesh Club che ha chiuso favorito. La terza ruota a questo punto di Dom Perignon che cerca di progredire ma viene anticipato prontamente da Darvish Weisel che progredisce in curva, in terza corsia, ma è sempre deciso all'esterno anche The Pesh Club che è sempre al sediolo di Dubai Tor, sbaglia però, The Pesh Club a 500 dal palo e lungo la corda Darko Gwal rimane in seconda posizione, cerca la terza ruota Darvish Weisel ma non progredisce più di tanto, lo stesso fa Dom Perignon, 400 alla conclusione, ora un parziale in 15,2 con Dubai Tor in vantaggio su Darko Gwal. All'esterno c'è anche Denise Dorial Mail che però rimane un po' lì sull'allungo del battistrada che affronta nettamente al comando addirittura d'arrivo, in vantaggio Dubai Tor a 150 dalla conclusione, Darko Gwal in seconda posizione, poi Denise Dorial Mail finale con Dubai Tor che viene a vincere ancora nettamente, Darko Gwal è secondo, terzo posto per Denise Dorial Mail, 1,17,5 il ragguaglio conclusivo, 31,1 a chiudere. E vittoria per Dubai Tor, ovviamente prima in carriera visto che era una Maiden, terza corsa in carriera e primo successo per questo allievo di Holger Ehlert guidato da Roberto Vecchione che vince in percorso di testa, facile primo piano per l'allievo di Holger Ehlert, Roberto Vecchione perfetto in salchi, conquista la prima vittoria in carriera per questo figlio di Adrian Chip e Claudette B.